Vogliono comprare un Sensi dal Sassuolo, anche se poi un Sensi, Ciucciari, un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se prendi Sensi non è da grande squadra, non è da Inter, te lo devo dire. Buonasera a tutti amici da Napoli l'87, c'è pure Ciucciari e forza Napoles. Allora, parliamo un po' dei 4 acquisti, 5 acquisti che sono 4, perché poi, vabbè, c'è scambi fra loro. Allora, partiamo proprio dall'Inter e partiamo proprio da Sensi. Sensi, come sapete, è un giocatore del Sassuolo che l'Inter è molto vicino a comprarlo. Le parti sono molto vicine, ancora non c'è la firma, ma da quando si sentirebbe le voci di mercato, tra giornali, tra Sky e tutto, Sensi vorrebbe approdare all'Inter, ovviamente un giocatore del Sassuolo. Poi andare all'Inter non è che ci deve pensare su. E l'Inter sarebbe intenzionata a prendere, addirittura ha battuto la concorrenza della sua cugina milanista, del Milan. Sembrerebbe che la cosa si fa, è solo questione di firma, ma l'Inter non ha fretta, come ha detto, sta solo aspettando. Secondo me l'Inter sta cercando di poter prendere qualcosa di più forte, magari un Milinkovic-Savic, qualcosa di un nome più forte lì a centrocampo. Se non dovesse arrivare questo qui, allora si accontenterà di quello già che si è messo in mano, Sensi, che un senso non c'ha, secondo il mio parere. Sensi non è da grande squadra, è un ottimo giocatore, non lo metto in dubbio, però secondo me non lo vedo da una squadra come Inter, Juve, Napoli, lo stesso Milan, ora la Roma, vabbè, è diventato un discount, vanno a fare spese tutti quanti là, c'hanno i saldi proprio, con 1000 lire. La lira non c'è più, a posto di pagare un giocatore 40 milioni lo pagano a 20, capite? C'hanno i saldi al 50%. Per questo la Roma, mi dispiace per tutti gli amici romanisti che magari stanno guardando video o chi non guarderà, insomma. Chi mi sta guardando, mi dispiace dirlo, ma la Roma, ora come ora, non la ritengo fra le big per l'anno prossimo. Poi magari ci sorprenderà tutti con questa cessione, qualche giorno, anche se non penso per quanto ha venduto i giocatori, per che prezzo sta vendendo i propri giocatori. Ma parlando sempre dell'Inter di Sensi, non lo ritengo, come ho detto, da top squadra. Secondo me andava bene per una Sampdoria, anche per una Lazio, una Fiorentina, ma non per l'Inter che ha preso Antonio Conte e vuole puntare su per lo scudetto o fra le prime 3 massimo, no? Non lo ritengo da Inter. Poi chiudiamo parentesi, passiamo a Dzeko. Dzeko, un affarone proprio dal discount, dalla Roma, per 10 milioni, più Vergone, come cacchio si chiama quel giovane. Ma certi nomi strani. La mamma e il padre gli possono dare un nome migliore, non lo so. Insomma, quel giovane lì, più 10 milioni e si portano a casa Dzeko. Ragazzi, aspettate a dire vecchio e non fa più niente. Allora, il mio parere, Dzeko c'è esperienza europea, ha fatto sia con la nazionale, è il principale punto di riferimento della Bosnia. Alla Roma era lo stesso lì come punta, anche se non ha fatto tantissimi gol in questa ultima stagione, ma secondo me con l'Inter potrebbe fare molto di più, potrebbe esplodere addirittura, potrebbe ritornare quello della migliore stagione a Roma, secondo me, perché un nuovo stimolo a fine carriera, poi c'ha un nuovo stimolo, sa di poter puntare a qualcosa di importante con l'Inter, perché ovviamente è arrivato un allenatore come Conte, lo darà quel carisma, quella voglia di sfondare, di dare tutto per l'Inter, e secondo me farà tantissimo per l'Inter. Vedi come ve lo dico, mettete per le scritte, Napoli ha detto così e poi mi venite a commentare. Questo penso di Dzeko, secondo me sarà una grandissima stagione all'Inter. Passando dall'Inter passiamo a un'altra rivale, la cugina, il Milan. Allora, c'è l'accordo con il PSG della cessione di Donnarumma al PSG, sono pronti 20 milioni per il Milan più Areola contropartita. Cosa ne penso? Secondo me il Milan fa uno sbaglio, perché Donnarumma è vero, ha avuto quelle... Poi può darsi anche ci può guadagnare, perché Areola è un buon portiere, non lo metto per niente in dubbio, che non ha qualità e non è forte Areola.
se ha giocato al Paris Saint-Germain le qualità ce l'avrà, non è che è un portiere scarso. E poi mi sembra o il secondo o il terzo della nazionale francese. E secondo me potrebbe anche esplodere lì nel Milan, non mi voglio sbagliare, però comunque Donnarumma è fra i portieri più forti in nazionale. È vero che col Milan ogni tanto fa quelle paperate, ma quante volte ha salvato gol Donnarumma? Bilancia un po' le cose, vedi che ti tornano più in positivo che in negativo. Se fa qualche cavolata, ma ci sta. Secondo me un po' bilanciata la cosa, ci perde un pochino di più il Milan però, perché Donnarumma lo ritengo più forte di Areola. Poi sapete il calcio com'è, può darsi che si scambiano i portieri, Areola fa bene al Milan e Donnarumma fa bene al PSG e alla fine sono tutti e due contenti, a braccette e se ne vanno assieme. Questo è il parere su Donnarumma. Passando alla rivalissima nostra, dove è andato Mister Mezzone, Mister Filtrino, Mister Mezzone, quello che si nega le cose, dove è andato Mister Sarri, sì, l'ex comandante, che ora è diventato, non lo so che è diventato, un juventino. Siamo alla Juve parlando di Gigi Buffon, è stato praticamente mandato via dal PSG, cioè non l'hanno voluto rinnovare, scaricato proprio Buffon, perché da quando si sa non è stata una grande stagione sua lì al Paris Saint-Germain. Ovviamente Cianeta è calato anche, le sue prestazioni sono calate anche, è calato anche di prestazione, però che dobbiamo dire, Buffon è un campione e secondo me per tutto quello che ha fatto nella storia, anche da rivale, perché quando c'è da dire che un giocatore è campione, Buffon secondo me è uno dei portieri più forti al mondo, se non il più forte al mondo, e secondo me meritava anche il pallone d'oro, questa carriera che lui ha fatto, secondo me, alla Juventus ovviamente, perché il meglio l'ha dato alla Juventus. Non guardiamo l'ultima stagione col PSG, ora si ritrova a piedi e ovviamente la Juventus lo richiama, non è lui è la Juventus che è pronta a richiamare Buffon, sapendo che Perin partirebbe dalla Juventus perché non c'ha quello spazio che voleva, visto che la Juventus l'ha fatto giocare pochissimo a Perin e Perin vorrebbe giocare titolare, vorrebbe giocare quantomeno di più. Allora Perin sarebbe sul mercato, andrebbe a qualche altra squadra e Buffon è pronto a tornare alla Juventus, sembrerebbe cosa già fatta, come secondo portiere. Così sono tutti felici e contenti. Ci sarà qualche amarezza per qualche tifoso juventino, perché magari Buffon aveva lasciato la Juventus per andare al Paris Saint-Germain dicendo di vincere la Champions League lì, mentre il Paris Saint-Germain è andato fuori prima della Juventus, ricordiamocelo. La Juventus è stata eliminata dall'Ajax poi. Per questo da qualche tifoso non è che l'ha presa bene, perché ora gli fa comodo, essendo scaricato dalla società del PSG, viene richiamato dalla Juventus e accetta anche come secondo portiere, pur di andare alla Juventus, ma anche pur di soldi, ci può stare anche quello. È un'ipotesi che io faccio, non mi magnate, però fatemelo sapere anche voi juventini cosa ne pensate. E niente, fatemi sapere di questi acquisti, di un ritorno di Buffon cosa ne pensate, di Donnarumma contropartita con Areola più soldi al Milan, e di Dzeko vabbè all'Inter. Sappiamo che secondo me è un grande affare, penso anche per voi, come Sensi, che io non lo ritengo da Inter. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate sempre nei commenti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliel87 qui sotto il video. Seguitemi anche su Instagram come Napoliello87 e su Facebook come Francesco Annunziato. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Naples! È staccata!